Senatore. Voglio anche salutare gli altri amministratori di Cavarzere qui presenti e la Presidente del Consiglio Marco Grandi e l'assessore Ilaria Turati. Adesso invece vi presento il nostro senatore che è Presidente di Commissione della 9ª Commissione Senato Agricoltura e Industria e Coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Luca De Caro. Beh, grazie Mattia, grazie Antonio, grazie al Sindaco per aver organizzato quella che è la miglior risposta alle baggianate della Comunità Europea. E spieghiamocelo subito. Mentre da una parte c'è un mondo che vorrebbe l'appiattimento del gusto, il Nutri-Score, cioè dire che i prodotti nostri della tradizione, i tanti di quei prodotti esposti avrebbero il semaforo rosso e quindi andrebbero discriminati, mentre la Red Bull e altre baggianate di quel tipo invece costruite in laboratorio dovrebbero essere quello di cui noi dovremmo tutti cibarci domani. Questa è l'ambulanza che fa il TSO ad Amidei per le affermazioni di prima. Ovviamente no, anzi i pompieri. D'altronde, Sindaco, tu che puoi ordinare il TSO ti prego di farlo. Ma so di esprimere il parere di tutti. Quindi, da una parte la Comunità Europea, l'Europa, che sembra quasi obbedire ad una strategia europea delle grandi multinazionali che vogliono sostituire, ma legittimamente secondo il loro punto di vista, nel senso che loro vogliono aumentare fette di mercato sostituendo prodotti e cibi tradizionali con prodotti costruiti in laboratorio, che di per sé non ci sarebbe nulla di male se non fosse sponsorizzata dalla Comunità Europea e se fosse una cosa equa. Nel senso, guardate, sui grilli per esempio, la farina di grilli, a me non frega nulla che possano essere venduti o meno. A me basta che quelli non vengano sostenuti dalle risorse e dai soldi delle tasse degli italiani e degli europei, che vengano messi su un piatto e vengano messi a disposizione della gente. Volete voi mangiare grilli e farinacei? La gente, a parte che i grilli li ha già provati il governo scorso e ha deciso che non li vuole più vedere in Italia, e mi sembra abbastanza evidente, ma tra quel piatto e un piatto di pasta alla carbonara, guanciale, salame, soppressa, cioè credo che gli italiani tutti, anche quelli più salutisti, non avrebbero un dubbio. Quindi dobbiamo essere forti delle nostre tradizioni. Guardate che in Italia abbiamo 845 prodotti DOP e DGP, 526 dei quali sono vino, e anche sul vino avete visto come cercano di discriminare il vino, come ha fatto l'Irlanda, che parte da un problema di alcolismo, ma in Irlanda solo l'1% è vino delle bevande bevute, il resto sono whisky, superalcolici, birra e quant'altro. Ad un problema vero che io, il sindaco e tutti gli amministratori affrontiamo sul territorio è quello dei problemi alcol correlati. Dobbiamo dare risposte diverse che discriminazione del prodotto, anche perché se voi scrivete su una bottiglia di vino nei bar dove frequentano ragazzi di 18-20 anni nuoce gravemente alla salute, è come scrivere bevine di più, non bevine di meno, perché tutti siamo stati ribelli a 18-20 anni. Dopo chi ha proseguito con l'età la ribellione si è iscritto a Fratelli d'Italia e ha rovesciato il governo, ha rovesciato il mondo come noi. Altri invece sono fermati a 18-20 anni e invece hanno scelto altri tipi di ribellione ed evasione. Ma perché ad un problema serio non dare risposte altrettanto serie? Ed è quello che ha fatto l'Europa. Dall'altra parte invece c'è tutto un mondo, quello che crede nella tradizione, nei prodotti tradizionali. Ci sono le associazioni di categoria che io sì ringrazio e sono contento che stiano, le vorrei davanti al palco, ma sono contento che siano dietro, perché io so di avere le spalle coperte quando abbiamo le associazioni di categoria che tutelano, salvano non solo i prodotti italiani, ma anche quello che voi consumate, perché l'Europa vuol far credere che voi siete consumatori, che è una parola che sa molto da sondaggio. Voi siete cittadini consapevoli e come tale scegliete quello che voi pensiate sia meglio, e lo fate usando il cervello, non usando le politiche assurde che vedrebbero il cibo, la carne sintetica sostituire la carne naturale, raccontando che l'agricoltura è la massima inquinatrice. L'agricoltura italiana è la prima agricoltura più sostenibile in Europa, prima che gli europei ci dicessero cosa fosse la sostenibilità. È la 6ª agricoltura più sostenibile del mondo,
vuol dire che gli agricoltori già oggi fanno sostenibilità e già oggi quei prodotti sono sani e salubri, non deve venire nessuno a dircelo. Semmai tutto il resto d'Europa e tutto il resto del mondo deve venire a copiare da quelli bravi, cioè da noi, non copiare solo i nostri prodotti scrivendo parmesan, prosciutti e tutte quelle baggianate che fanno, che sapete quanto costa? 120 miliardi l'anno. Ci copiano nel mondo per 120 miliardi l'anno. Se ci copiano nel mondo vuol dire che siamo bravi, perché voi non copiavate a scuola dal compagno scemo, o no? Copiavate da quello più bravo, e quindi ci inorgoglisce il fatto che copino da noi. Certo, dobbiamo mettere in moto tutte quelle operazioni per cui lo si faccia meno possibile, anche perché 120 miliardi sono 3 finanziarie del governo, 3 che valgono 35 miliardi. Ecco, io credo che tutto questo, sindaco, sia la miglior risposta a chi pensa di poter sostituire tutto questo con il cibo sintetico. E quindi non è solo una questione di Cavarzere che dice sì, abbiamo rifatto la fiera dopo dal 1980, non la facciamo più e quindi ci inorgoglisce perché portiamo tanta gente in piazza, a parte che l'avete portata anche ieri sera, quindi semmai oggi potevate riposare come fa il Signore la domenica e come dice di fare, ma noi non ci riposiamo perché siamo consci che tutto questo aiuta a far crescere la consapevolezza che la nostra storia, la nostra cultura sono legati ai nostri prodotti. Se noi oggi smettessimo di fare prodotti di qualità, potremmo essere tranquillamente cittadini di qualsiasi stato del mondo, anche il più lontano da noi, senza cultura e senza... Invece noi siamo cittadini della nazione che racconta più, che ha più storia, più cultura, più civiltà, più prodotti tipici e che è invidiata da tutto il mondo. Ecco, tutto questo ci aiuta a continuare ad essere un punto di riferimento nel mondo. L'hanno capito anche le altre nazioni che la pensavano un po' diversamente da noi, tipo Francia, tipo la Spagna, tipo la Grecia, che hanno capito che quando andavamo in Europa, poco e male prima, ma adesso bene, con un ministro che ha deciso di fare asse con tutti, il ministro Lollobrigida, di cui porto i saluti, che oggi non ha potuto essere, ma che dice vai e condividi il principio del governo, che è quello di valorizzare i prodotti locali e i produttori, perché se uno dice io valorizzo i prodotti, vabbè, e i produttori? Noi dovevamo valorizzare i prodotti attraverso il sostegno dei produttori e questo facciamo, ma deve essere chiaro che tutto questo è un piccolo passo sì, ma è un rafforzare un'identità che in Francia, in Germania, in Francia, in Spagna e in Italia e in Grecia ha preso oggi una piega diversa da quella di prima. Cioè tutti sanno che per difendere i propri prodotti significa difendere la propria identità. L'abbiamo messo nel nome, si chiama Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, dove sovranità alimentare non c'entra nulla con l'autarchia, perché noi sappiamo benissimo che non riusciremo a produrre 60 miliardi di quello che esportiamo tutto in Italia, ma possiamo farlo a livello europeo. Ha molto a che fare invece col garantire a tutte le popolazioni l'accesso a un cibo dignitoso. Noi non ci arrendiamo al fatto che i ricchi possono continuare a mangiare prosciutto crudo e i poveri devono mangiare carne sintetica. Noi vorremmo che tutto il mondo mangiasse con la giusta moderazione e bevesse con la giusta moderazione i grandi prodotti che anche questa terra è capace di dare. Grazie a tutti e viva Cavarzere e viva l'Italia e viva l'agricoltura!